è un personaggio organico, o almeno così viene definito dall'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale della Tunisia, organico ad una cellula dell'ISIS che aveva il compito di effettuare, preparare e portare a termine attentati con utilizzo di ordigni esplosivi. Per circa un mese e mezzo, un tunisino 25enne, membro di una cellula terroristica organica all'ISIS, ha vissuto in una struttura d'accoglienza per migranti nella prima periferia veneziana. È stato arrestato al CPR di Gradisca di Sonzo, dove era stato trasferito da Venezia perché ritenuto cittadino socialmente pericoloso, raggiunto da un mandato di cattura internazionale del Tribunale di Tunisi per partecipazione ad associazione terroristica e atti di terrorismo in Tunisia. Un mandato di cattura internazionale convalidato dalla Procura Generale di Trieste in attesa delle procedure di estradizione. In Italia non ha fatto alcun tipo di attività preparatoria per fare attentati. Come è arrivato in Italia? È arrivato in Italia sbarcando in Sicilia. Ha effettuato il suo periodo di quarantena in Sicilia ed è stato poi collocato nelle strutture previste dalla legislazione italiana in provincia di Venezia. L'arrivo in Sicilia è di fine agosto. Dopo che l'Interpol aveva segnalato alle nostre forze dell'ordine la presenza in Italia di un tunisino contiguo all'ISIS, il 25enne è stato immediatamente localizzato nel veneziano. Da ottobre a novembre tutte le sue attività sono state poste sotto strettissima sorveglianza della Digos, fino al trasferimento a Gradisca di Sonzo, una volta identificato con certezza nel ricercato dalla polizia tunisina. Quanto era pericoloso, che idea vi siete fatti? Ma ribadisco, in Italia non ha dato alcun tipo di pericolosità, non ha denotato alcun tipo di pericolosità. Questo non vuol dire nulla nella maniera più assoluta, perché noi sappiamo che il circuito di terrorismo può far sì che le persone vengano a mimetizzarsi senza alcun tipo di problema. Al momento è una cosa che non può, una domanda alla quale non si può rispondere.